Venezia è sotto assedio e sotto assalto dei turisti italiani e stranieri, più di 120.000 persone tra San Marco, letteralmente invasa di gente, Rialto, e Piazzale Roma, dove già dalle 10 del mattino si sono formate lunghe code di auto ferme in attesa di trovare un posto inesistente nei garage all'ingresso della città. Un delirio, così il comandante dei Vigili Agostini nel definire lo straordinario quanto emergenziale afflusso di gente. L'arrivo a Venezia è stato un delirio perché nonostante i cartelli, nonostante le segnalazioni, nonostante che li rimandavamo indietro, c'erano turisti che sono tornati 7 volte cercando parcheggio a Piazzale Roma. E la segnaletica c'era tutto, era stato fatto le deviazioni, è stato fatto tutto. Ma se la gente non capisce che i posti a Venezia sono limitati. Con Piazzale Roma intasato, lunghissime code in entrata lungo l'intero Ponte della Libertà, ci mancava pure il tram nuovamente in panne a bloccare il già congestionato traffico. Residenti rimasti letteralmente prigionieri nelle isole, viste le lunghe code anche gli imbarcaderi, dove sono rimasti imbottigliati. ACTV è andata a sua volta in affanno, con attese per prendere un vaporetto anche di oltre un'ora. Stanotte a Venezia hanno dormito 90.000 persone, anzi qualcuno in più. Questo è il dato. Diventa una situazione un delirio. Ben 220 gli agenti della locale in servizio oggi a Venezia, che soltanto un anno fa, sabato 17 aprile 2021, appariva così splendida, seppur nella sua solitudine, in quella che è stata definita la crisi di astinenza di libertà, dove camminando tornare a sentire il ticchettio dei propri passi per molti era tornato ad essere un privilegio raro. Dopo il delirio di oggi, invece, c'è chi torna a pensare che a Venezia non si dovrebbe più poter arrivare in automobile, valutando l'ipotesi di piazzare Roma in ZTL piuttosto che raddoppiare la capienza dei garage. Io su questo non ho nulla da dire, sono scelte che se lo ritiene le farà l'amministrazione.